Bene, allora buon pomeriggio a tutti. Iniziamo anche perché abbiamo dei tempi, diciamo, contingentati perché dobbiamo iniziare in maniera puntuale la discussione con i graditissimi ospiti che hanno accettato il confronto su questo tema di cui oggi analizzeremo, che affronteremo il tema della ricostruzione del capitale territoriale attraverso una serie di azioni, in quanto i quattro discussant, il presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine Giovanni D'Apozzo, il sindaco di Udine che è già qui e lo ringrazio, Piero Fontanini, il direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche Andrea Garlatti, che è anche lui già arrivato, e il presidente o governatore della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che saranno coordinati dall'onorevole Giorgio Santuzzi. Che arrivano alle 5, quindi che arriva lui alle 5, quindi ha un tempo, ci ha dato un'ora di disponibilità, perché poi il collega Andrea Zannini lo rapisce per portarlo al castello. Bene, allora due brevi parole di introduzione, in quanto oggi siamo qui a presentare il primo, come lo chiamo io, mattone risultato dell'azione, del lavoro di 2 anni a questa parte di Cantiere Friuli. Troverete al banchetto all'entrata la nuova brochure di Cantiere Friuli che aggiorna lo stato dei lavori, aggiorna anche diciamo così, la prospettiva di ancora un anno di lavoro per la chiusura almeno di questa prima fase del progetto. Dicevo, oggi presentiamo questo lavoro, una grande spinta dopo 10 anni di crisi, analisi e proposte per ricostruire una speranza di futuro per il territorio friulano, che è il frutto del lavoro dell'officina, una delle officine, ma dell'officina Rigenerare il Capitale Territoriale, che è stata coordinata dal collega Sandro Fabbro e che è stata forse una delle officine, qui devo dare atto al grande lavoro che ha fatto Sandro, una delle officine che maggiormente ha coinvolto i protagonisti, i portatori di interesse, gli esponenti del territorio friulano, sia a livello di enti ed associazioni, l'Associazione Piccole Industrie, il Confartigianato, Lega Coop, l'Associazione dei Costruttori Edili, anche perché il tema centrale che viene svolto in questo volume, un volume a 3 voci, è proprio quello del ruolo di una, diciamo così, delle professioni, delle capacità imprenditoriali, forse più tradizionali ma anche più importanti del territorio friulano, merito al quale, alla loro professionalità, alle maestranze, alla rete di piccole e medie imprese ma anche artigianali che hanno operato ad esempio nella ricostruzione post terremoto, abbiamo potuto portare a casa, e Sandro se ne è occupato moltissimo di questo, portare a casa una ricostruzione dignitosa, rispettosa dei tempi reali, perché quando si parla di ricostruzione, sentire anche dopo il terremoto dell'Italia centrale le promesse che la ricostruzione si fa in 2 anni o in 3 anni, sono per noi che sappiamo, che l'abbiamo studiata, che l'abbiamo vissuta, e abbiamo visto ormai che prima di 10 anni non si può ragionare in termini di ricostruzione parzialmente, almeno parzialmente o in gran parte conclusa. Quella friulana forse dopo 20 anni, ma dopo 40 abbiamo ancora alcuni simboli, penso al castello di Colloredo di Montalbano, che deve ancora
completare il suo iter. E poi attorno a ragionare nell'officina di Sandro Fabbro sono stati chiamati degli esperti esterni che tra l'altro vedo qui in sala e che sono riportati poi anche all'interno del volume: Giorgio Cavallo, Matteo Mazzolini, il compagno di scuola, di classe Roberto Muradore, ecco, quindi Daniel Spizzo, Domenico Tranquilli, Stefano Urbano, e poi anche due docenti del Politecnico dell'Università di Udine, alcuni docenti come Daniele Goi, Vittorio Forammiti, Alessandro Gubana, Antonio Morassi, Matteo Nicolini e Domenico Visentini. Quindi tutto il folto gruppo dell'officina e i pensieri che hanno elaborato hanno meritato un volume che è uno dei pochi di dimensione così consistente. La prossima settimana, l'11, presenteremo il secondo volume che Cantiere Friuli ha dato alle stampe, che è quello che riguarda la propensione dei laureati dell'Università di Udine ad abbandonare il territorio friulano e andare verso l'estero. Io non entro dentro le tematiche perché Sandro Fabbro, Elisabetta Paviotti e Domenico Tranquilli adesso ce le racconteranno. E nel ringraziare il grande lavoro fatto da Sandro e della sua officina, passo subito la parola a lui e ringrazio tutti i presenti. Fare un po' di regia della presentazione, perché siamo in 3 coautori. Io inizio, dico 2 parole di introduzione, poi passo la parola all'ingegner Elisabetta Paviotti, che si concentrerà sugli esiti, diciamo, dell'analisi, soprattutto sulla messa a fuoco di quella che abbiamo chiamato la contrazione, ecco, del sistema territoriale. E poi riprenderò di nuovo io la parola per esporre i contenuti della cosiddetta grande spinta, cosa significa questa grande spinta, e poi alla fine una focalizzazione sul settore dell'edilizia, delle costruzioni, sul suo rilancio e ristrutturazione, che verrà trattato da Domenico Tranquilli. Allora, intanto grazie a tutti i presenti e grazie anche a Cantiere Friuli e a Mauro Pascolini, che ha avuto fiducia in questo lavoro e che ci ha dato spazio, ecco, per costruire questo ragionamento. Questo è un libro, non è un libro scientifico in senso stretto, è un libro che combina conoscenza e azione, diciamo, un libro quindi che si focalizza sulla conoscenza di alcune situazioni che si sono determinate nel territorio friulano a seguito di 10 anni di crisi e che fa delle proposte poi per, diciamo, reagire, ecco, a questo stato di crisi. Quindi è un libro che ha questa doppia natura. L'incontro di oggi ha come obiettivo quello di avviare una discussione sulle proposte del libro con i decisori politici regionali e friulani, perché sono questi un po' gli interlocutori del libro. Ecco, il libro non si nasconde questa, diciamo, ambizione, ecco, di fare una proposta e di discuterla con gli interlocutori diretti. Ecco, quindi grazie di nuovo a tutti i presenti, a tutti i collaboratori e anche ai coautori, e cominciamo a entrare un po' nel merito. Allora, la tesi di fondo del libro è già sintetizzata in qualche modo nel titolo. Il titolo è già un programma, una grande spinta, non lascia molti dubbi circa la diagnosi del problema. Ecco, il problema c'è, è serio, ed è il problema della contrazione da un punto di vista strutturale, quindi non tanto perché non ci compete, ecco, dal punto di vista, come dire, politico, culturale o altro, ma dal punto di vista strutturale noi registriamo una forte contrazione del sistema territoriale, in particolare friulano.
E rispetto a questo il problema ovviamente è di una reazione, è di una spinta a fuoriuscire da questo stato di cose che noi individuiamo in due tempi, ecco, un tempo più a medio-breve, diciamo, per riabilitare, rimettere in piedi un po' il sistema, e poi un tempo più lungo di ristrutturazione di un modello di sviluppo territoriale che consideriamo ormai obsoleto, ecco, un po' vecchio, superato. Ecco, c'è un punto di caduta finale di tutto il ragionamento che è quello istituzionale. Cioè il Friuli manca di istituzioni, non ha più istituzioni, e quindi se non c'è un soggetto istituzionale che si faccia carico di questo progetto, il progetto non avrà nessuno che lo porta avanti, quindi c'è un problema anche istituzionale. Ecco, quindi io adesso sulla base di queste premesse passo la parola all'ingegnere Paviotti, che si è laureata su questa tematica qua qualche anno fa con il massimo dei voti e che insomma ha continuato e continua ancora a ragionare su queste questioni. Quindi, cara Elisabetta, a te la parola, adesso devi spostarti su un altro file. E a lei il compito in non molti minuti, abbiamo un 8-10 minuti, per focalizzare la questione della contrazione, ecco, territoriale. Prego. Allora, intanto grazie al professor Faber, Cantiere Friuli, di questa opportunità che mi è stata data. Come anticipato, questo è, diciamo, il risultato di una tesi di laurea che è stata più che altro un'analisi di dati che avevano come obiettivo quello di definire che cosa? Quello che, diciamo, dall'OCSE viene indicato come il capitale territoriale di una regione, in questo caso ovviamente la nostra regione, il Friuli Venezia Giulia. Che cos'è il capitale territoriale? In sostanza è un indicatore complesso che tiene insieme e collega tutta una serie di fattori che possono essere sia statistici, analitici, come il numero degli edifici, la popolazione, che magari un po' meno materiali, come può essere il tipo di istituzioni, la legge, le buone pratiche, che fanno sì che un territorio abbia una determinata conformazione e un determinato andamento nel tempo. In questo caso, nella mia tesi e poi anche nei saggi di questo volume, ci siamo concentrati principalmente sullo studio di quelli che sono il capitale umano, il capitale insediativo ambientale e il capitale economico-sociale. Sono stati analizzati tutta una serie di indicatori che in questa presentazione ovviamente non vi mostrerò, ma che ovviamente potete trovare all'interno del volume, che hanno evidenziato una tendenza sostanziale di contrazione del territorio, sia dal punto di vista del capitale umano, ma appunto anche della questione economica sociale. Allora, partendo dal capitale umano, forse uno degli indicatori che può essere più rilevante e anche più di impatto è quello riguardante l'andamento della popolazione. In questa mappa potete vedere come buona parte dei comuni della nostra regione ha avuto un decremento della popolazione tra il 2011 e il 2014. Tutti i comuni che sono evidenziati in arancione, infatti, hanno avuto una diminuzione che è stata più o meno alta. E questi comuni non sono più solo della zona montuosa, che comunque aveva una tendenza già di diminuzione della popolazione in corso, ma anche si vedono comuni della fascia della pianura e della costa. A questo indicatore però secondo me va aggiunto un altro indicatore che forse è ancora più importante e ancora più di impatto, che è quello che riguarda l'indice di vecchiaia della nostra regione. Questo indicatore cosa rappresenta? È il rapporto tra le persone che hanno più di 65 anni, quindi diciamo che stanno uscendo dal mercato del lavoro e tendono a non essere più produttive in senso di lavoro, e le persone che invece sono più giovani di 14 anni, quindi le persone che devono ancora entrare nel mercato del lavoro. Questo indicatore cosa ci dice? Ci dice che in Friuli Venezia Giulia al 2014 avevamo circa 200 over 65 ogni 100 under 14, un dato che già in valore assoluto è molto, diciamo, pesante, ma che se poi visto in relazione poi ai dati della media dell'Unione Europea soprattutto, ma anche della media italiana, danno un'idea di come sia molto, molto peggiorativo rispetto agli altri aggregati. È quasi il doppio rispetto all'Europa, quindi diciamo che è notevole. Se poi andiamo a vedere lo stesso dato
nelle regioni a noi vicine, come la Carinzia e la Slovenia, vediamo che comunque manteniamo un valore ben più alto al 2014, sebbene le regioni vicine abbiano un tasso di incremento comunque che è più elevato del nostro, che vuol dire che comunque è un indicatore che è comune, magari il nostro è più alto, ma comunque anche nelle altre regioni sta crescendo. Cosa abbiamo quindi a livello di capitale umano? Abbiamo una popolazione che tende a decrescere, ma soprattutto che tende ad invecchiare. Tende ad invecchiare ovviamente perché c'è un aumento della speranza di vita, il che è ovviamente un fattore positivo, ma tende anche ad invecchiare perché il tasso di natalità si sta sempre più abbassando e quindi non c'è un ricambio della popolazione. In più c'è un fenomeno di emigrazione delle persone giovani, della fascia diciamo che entra nel mercato del lavoro, che è molto alto e che al momento non è, diciamo, non c'è una uguale immigrazione delle persone giovani che rientrano e che quindi prendono il posto di quelle che emigrano. E questo ci dà anche un'idea che forse c'è un problema di attrattività del territorio, delle aziende, del panorama universitario scolastico. E quindi è un problema che va al di là poi della questione della popolazione. Passando quindi alla parte sul capitale più insediativo ed ambientale, il fenomeno che forse è più importante e più evidente è quello relativo al consumo di suolo. In questo grafico potete vedere i metri quadri urbanizzati per ogni abitante. In Friuli Venezia Giulia abbiamo circa 426 metri quadri di superficie urbanizzata per ogni abitante, un valore che è molto superiore alla media italiana, che comunque non ha un valore basso relativo al consumo di suolo, è un valore già di per sé molto alto. Ed è anche molto superiore alla media del nord-est, che non è un territorio famoso per essere poco antropizzato, anzi. E si vedono poi anche dei picchi notevoli nella zona della provincia di Udine e della provincia di Pordenone, dove arriviamo quasi ai 600 metri quadri per abitante. Ovviamente un grado di urbanizzazione alto vuol dire anche un numero di edifici molto elevato, un numero di edifici che si attesta quasi su 300 edifici ogni 1000 persone al 2011, in crescita rispetto al dato del 2001 che riportava circa 268 edifici. Quindi oltre ad avere dei valori alti abbiamo anche una tendenza all'aumento del grado di urbanizzazione e del numero di edifici per abitante. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se abbiamo un surplus di edifici e una popolazione, come abbiamo visto, che tende a decrescere, ovviamente non tutti questi edifici potranno essere utilizzati del tutto o anche in buona parte. In questa mappa cosa vediamo? Vediamo la percentuale di edifici inutilizzati sul totale nei comuni della nostra regione. La media regionale di edifici non utilizzati è del 3,56%, che vuol dire che ci sono circa 3 edifici e mezzo non utilizzati ogni 100. Tutti i comuni che qui vedete colorati, quindi non in bianco, hanno una media superiore a quella regionale, che vuol dire che si va dai 4 edifici non utilizzati ogni 100 in su. Abbiamo quindi due, fenomeni che vanno di pari passo. Da un lato abbiamo una popolazione che tende a diminuire e che comunque tende sempre più a invecchiare, quindi tende a essere meno propensa anche agli investimenti, della popolazione più giovane. Dall'altro abbiamo un parco insediativo già superiore alle necessità che comunque tende ancora a crescere, tende ad aumentare. È ovvio che ci sia un gap tra la domanda di edifici e di fabbricati in questo caso e l'offerta che è decisamente ampia e che in questa tendenza di crescita e decrescita dei due fenomeni ovviamente non fa sì che ampliarsi questo gap. Quindi chiudo e poi lascio la parola al professor Fabbro con una domanda forse un po' retorica. Come facciamo e possiamo fare qualcosa per fermare questa tendenza, questo circolo vizioso per cui tendiamo ad avere sempre meno persone e tendiamo ad avere sempre più un territorio poco utilizzato? Grazie. Grazie Elisabetta, che prepara un ragionamento il suo che prepara l'ultima considerazione circa la contrazione, quella sulla contrazione di capitale economico produttivo.
E qui dobbiamo registrare forse i dati più preoccupanti, o quantomeno quelli che colgono di più, ecco, l'interesse delle persone, dei giovani, di chi vuole entrare o sta nel mercato del lavoro. I dati precedenti forse sono un po' più strutturali, hanno a che fare con certi fenomeni meno appariscenti, ma rilevanti, assolutamente rilevanti. Questo però è un dato del tutto assolutamente preoccupante. Allora, il valore aggiunto, cioè la produzione di beni e servizi nel territorio regionale dal 2008 al 2018, ha perso l'8,5% di valore, che confrontato con il dato medio italiano è, diciamo, è decisamente peggiore del dato medio italiano, qui meno 8,5 rispetto a un meno 5,7. Ma se noi andiamo a disaggregare il dato per province, vediamo che la situazione è disomogenea all'interno della provincia. Abbiamo una situazione come quella di Trieste, tutto sommato positiva, con un 2,3%, una situazione intermedia in quella di Gorizia e di Pordenone, ma Gorizia sappiamo c'è il fattore anche Monfalcone, e Udine è il dato più preoccupante, cioè il dato di Udine è di una perdita del 16%, il che significa quasi 3 volte tanto la perdita media nazionale. Peggio dello stesso Mezzogiorno d'Italia. Quindi un dato assolutamente, se non è sbagliato il dato, ma qui mi fido del dottor Mattioni che me li ha preparati, me li ha gentilmente concessi, io devo prenderli per buono. Ecco. Grazie Fulvio. Un altro dato è quello della contrazione dell'occupazione. Ora, qui abbiamo il saldo occupazionale, quindi la differenza tra coloro che entrano e coloro che escono dal mercato del lavoro. Allora, a livello italiano abbiamo un dato negativo, che sappiamo, lo conosciamo, intorno, in questo caso almeno 1,4%. La situazione regionale è peggiore, anche qui, di quella media nazionale, siamo almeno 3,8%, ma anche qui la situazione della provincia di Udine è drammatica, perché il dato è del 6,5%, quindi 4 volte tanto la perdita nazionale, il valore negativo che abbiamo registrato a livello nazionale. Allora, 2 considerazioni di sintesi, prima di fare un ragionamento un po' più generale. Siamo davanti a una contrazione, oltre che del capitale umano e del capitale insediativo, anche del capitale economico e sociale. Tra il 2008 e il 2018 la Regione ha perso, sia in termini di produzione di beni e servizi, cioè valore aggiunto, sia di occupazione, molto più della media italiana. Ma la sola provincia di Udine ha perso 3 volte tanto la media italiana nella produzione di beni e servizi e 4 volte nella perdita di occupazione. Peraltro la provincia di Trieste invece è cresciuta del 2,3% per produzione di beni e servizi e registra un saldo zero nell'occupazione. Quindi la contrazione economica non ha riguardato l'intera regione. Siamo davanti a una situazione duale, un'area friulana, diciamo, in forte contrazione e un'area triestina che si è tenuta su valori abbastanza positivi o nulli. Allora, qui si apre un dibattito che dovremmo tutti affrontare e su cui molti di noi, alcuni di noi forse hanno delle risposte. Ecco, io non ho tutte le risposte. Come si spiega prima di tutto questo crollo rispetto alla stessa media italiana e come si spiega questo dualismo regionale?
noi non siamo riusciti a rispondere, abbiamo fatto delle ipotesi, ma non c'è ancora una risposta, perché è troppo difficile dare una risposta a questa questione. Bisognerebbe aprire un vero e proprio dibattito. È un tema grosso che lasciamo anche all'università, voglio dire, come problema da affrontare. Sintesi, conclusione di sintesi, prima di arrivare, diciamo, a prospettare delle proposte. L'analisi del capitale territoriale della regione Friuli Venezia Giulia mette in evidenza una severa dinamica di contrazione dei principali fattori che costituiscono la base per lo sviluppo endogeno della regione. Cioè non sono tutti i fattori, ma sono alcuni dei fattori fondamentali. Sicuramente non c'è un fattore di imprenditorialità, non l'abbiamo considerato, ce ne sono altri che non abbiamo considerato, ne abbiamo considerati alcuni, ma che comunque sono decisivi. Questa contrazione probabilmente preesisteva alla crisi 2008-2018, ma in realtà i dati si fermano nel 2018, ma continua tuttora, ma si è andata accentuando appunto in questo periodo di crisi. Quindi le basi dello sviluppo futuro della regione sono attualmente compromesse. Siamo sicuramente alla fine di un ciclo, un nuovo ciclo va riavviato, ma bisogna capire che cosa fare. Allora, qui mi passi la... siamo già sulla mia? Ok. Ecco, allora cambiamo un po' registro e passiamo dall'analisi dello stato di fatto alla pars construens, diciamo, alla parte propositiva del lavoro, cioè alla questione della grande spinta. Allora, intanto per, come dire, rassicurarci diciamo, farci vedere che la situazione non è drammatica, ma non è così rara, va detto che i territori in contrazione negli ultimi anni si sono moltiplicati un po' dovunque. Numerosi studi si concentrano sulle cosiddette shrinking regions e che sono ormai dovunque, in USA, in Australia, in Germania, anche in Cina. Il nord-est della Cina ha forti problemi per la lontananza dai centri delle aree, per la lontananza delle aree rurali dalle grandi metropoli dello sviluppo cinese. Quindi non sono aree di povertà assoluta, sono aree dove si vive ancora bene, ma dove decenni di globalizzazione spinta hanno generato forte decrescita e abbandono. Gli studi li descrivono, questi territori, come l'altra faccia, diciamo, della globalizzazione, ma anche dell'economia della conoscenza, che ha drenato risorse nelle grandi regioni metropolitane globali. Sono territori dove spesso emergono anche sentimenti di rancore e di protesta, ma dove alle volte anche si accetta passivamente tale stato di cose, considerandolo quasi un costo necessario da pagare, diciamo, alla competitività. E la tesi etica, diciamo, la base etica del libro è che invece è giusto reagire, insomma, è giusto reagire sul piano ovviamente politico ed economico a questa contrazione e sulla base di un principio che io derivo da un famoso geografo politologo di Cambridge, appunto David Harvey, che sostiene che costruire e ricostruire i propri contesti di vita è uno dei principali, anche se più negletti, diritti umani. Tra i tanti diritti umani di cui si parla in questi anni, ecco, questo è un diritto umano che va riconosciuto e che noi, friulani, che abbiamo fatto la ricostruzione, abbiamo fatto il modello Friuli, eccetera, dovremmo sempre ricordare. Quindi le politiche anticontrazione sono giuste e doverose. Le strategie a cui guardiamo sono quelle dello sviluppo regionale, in particolare quello del Big Push, ma qui entriamo in questioni scientifiche che non interessano questa platea, ma per dire che ci riferiamo a una teoria che ha una sua base in letteratura e nelle scienze regionali.
Allora, la grande spinta. Cos'è la grande spinta? La grande spinta parte dalla consapevolezza che siamo in presenza di un territorio reale che ha perso efficienza, ha perso qualità, ha perso prestazioni. Più di metà degli edifici, per non parlare delle infrastrutture, hanno più di 50 anni, sono quindi obsoleti dal punto di vista energetico, strutturale, ambientale. Le periferie delle città hanno perso qualità abitativa, i centri minori perdono abitanti, i centri turistici hanno perso attrattività, gli spazi pubblici sono stati concepiti 50 anni fa per rispondere ad altri standard, diciamo, sociali. Oggi abbiamo altri problemi da affrontare nelle città, pensiamo per esempio alle bombe di calore d'estate che fanno vedere quanto nelle nostre città ci sia poco verde, poca acqua, ecco, per affrontare situazioni di temperature molto elevate. I versanti montani e i corsi d'acqua sono esposti a rischi idrogeologici, i paesaggi rurali sono spesso trascurati se non abbandonati. Ecco, tutto questo è il contesto di un ampio programma di interventi pubblici e privati che può creare lavoro per generazioni, ridurre i costi dell'abitare, decarbonizzare l'ambiente, aumentare la qualità del paesaggio, restituire valore e attrattività al territorio. Certo che questa è una potenzialità, perché diventi lavoro bisogna attivare un mercato, quindi ci vogliono degli investimenti che facciano da leva di una nuova domanda e ci vuole un settore che poi costruisca l'offerta a questa domanda. L'edilizia è il settore fondamentale in questo caso e l'edilizia è il settore che dovrebbe intervenire nella grande spinta, ma prima di tutto ci vuole una leva pubblica, un intervento massiccio di investimenti pubblici e privati a medio termine, noi parliamo di 5-10 anni, nell'edilizia appunto del recupero e della riqualificazione. 100.000 cantieri. 100.000 cantieri spinti dalla leva pubblica possono creare migliaia di posti di lavoro nell'intera filiera delle costruzioni, perché, come ci dirà Domenico Tranquilli tra un po', è quella più reattiva, la più ampia e ramificata, quella con il più alto moltiplicatore economico. Una domanda però è legittima e ce l'ha posta appunto l'Elisabetta prima. Ma se abbiamo già troppi edifici e molti sono anche vuoti, che senso ha investire nell'edilizia? Allora, ha senso solo se l'edilizia diventa la filiera che riqualifica e ricostruisce un nuovo territorio, ovviamente, non quello concepito 50-60 anni fa. Deve rispondere a nuove domande sociali e ambientali e dimostrarsi capace di trasformarsi in filiera, costruzioni, ambiente e territorio. E che dimensione finanziaria ha questo intervento, deve avere questo intervento? Chi li mette i quattrini per questa grande spinta? Il piano straordinario di investimenti che il libro propone è di un ordine di grandezza di almeno 1 miliardo di euro all'anno per 10 anni, di cui un quarto pubblici e gli altri conferiti dai privati proprietari di edifici da riqualificare, cui si aggiungono tra l'altro i bonus statali. Parliamo quindi di una dimensione dell'intervento pubblico regionale pari a 200-250 milioni all'anno del bilancio regionale, cioè circa il 5% del bilancio regionale. Non è una cifra impossibile per un piano di investimenti strutturali e a lungo termine. Per realizzarlo ci vogliono alcuni strumenti amministrativi, alcuni strumenti gestionali, di programmazione e di pianificazione che forse la Regione oggi non ha e dovrebbe tornare a riscoprire come negli anni 70 e 80. Concludo con la questione, su cui un po' il punto di caduta, ecco, di tutto il libro, cioè la questione istituzionale del territorio friulano. Allora, alla Regione spettano gli strumenti legislativi e la leva finanziaria
ai comuni spetta di individuare con i loro piani sul territorio le esigenze e gli interventi da realizzare, ma c'è un disegno intermedio di area vasta, diciamo, che aspetta ancora una soluzione. E quello che ci sembra allora che vada detto e vada proposto è che la riprogettazione della cosiddetta area vasta, dei cosiddetti enti di area vasta, debba essere mirata a questo progetto a lungo termine di riqualificazione del territorio. Quindi non ha senso riprogettare istituzioni territoriali se non si dà un progetto di questo tipo per le cosiddette aree vaste. Alla Regione spetta di costruirle, di identificarle queste nuove istituzioni territoriali, partendo dal riconoscimento però che il territorio regionale è diversificato e policentrico, che se l'area triestina ha oggi delle opportunità importanti, è invece soprattutto l'area friulana quella che rimane senza progetto e senza istituzioni che la guidino, e quindi pensare a una istituzione friulana che federi senza egemonismi e senza togliere nulla alle autonomie locali i territori del Friuli e che abbia come missione appunto la rigenerazione del territorio friulano. Questa è la proposta, diciamo, più impegnativa forse di tutto il libro e proposta su cui vorremmo aprire un dibattito. Auspichiamo che anche l'università di Udine, l'università del Friuli per eccellenza, diciamo, partecipi a questo dibattito e dia un proprio segnale, ecco, su questa questione istituzionale. Vi ringrazio e adesso passo la parola a Domenico Tranquilli per la focalizzazione, ecco, sul settore dell'edilizia. Presento brevemente Domenico Tranquilli, che è stato presidente dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali, direttore anche dello stesso istituto e poi direttore dell'Agenzia regionale del lavoro, quindi un esperto di settori economici e anche di mercato del lavoro. Buongiorno a tutti, cercherò di prendere meno tempo possibile facendo una serie di riferimenti, una sorta di indicazioni anche una sorta di consigli per la lettura, indicando sostanzialmente cosa ci sono nelle singole parti del documento. Diciamo che questo testo è stato scritto in un periodo in cui il Messaggero, scriveva una settimana e la successiva di un grido di dolore tremendo che il settore delle costruzioni regionali sparivano. Era destinato inevitabilmente ad essere battuto dalla crisi. E quindi il mio intervento, per una parte, cerca di richiamare anche la vitalità di questo settore, richiamando gli elementi anche di forza di questo settore, dandoci un'idea di insomma, che al suo interno, come se ci fossero sviluppate delle politiche che cercava di salvaguardare il settore piuttosto che farlo scoraggiare in una crisi che poi diventa la crisi delle imprese, quindi anche dei lavoratori e così via. E quindi la prima parte di quel testo lì c'è proprio elencato di momenti in cui il settore in qualche modo, diciamo, non solo si salva la pelle, ma anche proprio
offre nuove opportunità e così via. Ci sono dei pezzetti piccoli che sia dalla parte, come si potrebbe, della spinta che il settore stava dando alla crescita, diciamo, dei suoi manifattati, partiamo le nuove costruzioni, delle trasformazione che c'era su parti e quindi un elemento che ci dà conto di una grande vitalità di questo settore. Un altro elemento che viene considerato è la moltiplicazione dei cantieri che si realizzano nel territorio, che è anch'essa un elemento di crescita e di sviluppo del settore. Poi ci sono anche delle zoomate sulle risorse umane, perché la presenza di forze di certe categorie, e quindi non è solo la crescita dei cantieri, ma anche la moltiplicazione degli addetti che operano all'interno di questo settore, che in qualche modo è la comunità che in qualche modo anima questo settore, che poi pochi anni successivi, poche settimane, il governo nazionale li ha chiamati un po' non più settore di attività, ma la viene a chiamare una sorta di filiera produttiva. In questo modo quella che noi chiamavamo il settore, dove c'erano una serie di imprese con certe caratteristiche, entrano dentro tutti i fornitori di queste imprese, diventano una potenzialità e quindi una moltiplicazione di attività di impresa, fatturati. Tutti questi elementi vengono da tenerli sempre presenti, perché il Ministero appunto suggerisce sostanzialmente di trasformare i settori a livello regionale in filiere, in maniera di pensare da partire dai prodotti di queste imprese, perché l'impresa di quel settore può essere non solo un elemento di ricchezza per il mercato interno nazionale o regionale, ma diventare anche un elemento anche all'interno della UE, e quindi ci può essere la necessità di governare anche questi flussi. È un elemento di crescita. Per esempio il Ministero sottolineava sul fatto che una delle strategie grandi di questa filiera è quella di pensare alle filiere, ai pezzetti della filiera che ancora non sono presenti sul territorio regionale o anche di un gruppo, per inventarne di nuovo, lavorando con quelli che stanno a un lato e l'altro, per ampliare, creando nuove opportunità di lavoro, ma anche nuove età di questa. Però diciamo sempre in questo, per esempio tra la crescita viene presa da un fatto che questo aspetto sicuramente interessa l'università, nel senso, per esempio, che moltissimi di questi lavoratori che erano dipendenti, potevano essere di livello medio o alto, potevano essere ingegneri, quello che si vuole, possono diventare in qualche modo dei fornitori a quelle imprese. Quindi si passa dalla visione del lavoratore dipendente, ma che si può trasformare in indipendente sostanzialmente. Questo elemento qui sembra, dal dibattito che c'è anche nella letteratura intorno a questo testo, c'è chi pensa che questa trasformazione è un errore. Molti altri scrittori esperti dicono che è
è una strada da perseguire, perché rappresenta un potenziamento del gruppo, insomma, che poi gestisce che è nato dentro quel settore, diventa un elemento di arricchimento, di moltiplicazione delle capacità, di progettazione e così via, quindi viene indicata come per esempio una strategia nelle fasi di ristrutturazione e così via. Quasi negli stessi anni, sostanzialmente c'è stato l'ingresso, una quota significativa di lavoratori che veniva da altri paesi sostanzialmente. Anche incorporare queste nuove risorse, anche questa è stata una sfida di flessibilità. Io l'ho vista un po' anche direttamente, mi ricordo quando agli inizi degli anni '80 in molti cantieri anche di imprese metalmeccaniche c'erano fuori i cartelli, si stava cercando operai. Ho avuto contatti all'epoca, sempre per attività di ricerca, parlo degli anni '80 sostanzialmente, che imprenditori che non avevano i lavoratori facevano un giro tra la Slovacchia, tra la Slovenia, la Croazia e tornavano in fabbrica in una fila di 15 di coloro che erano andati nei centri perché nel loro luogo non trovavano più lavoratori. Anche questa è stata una sfida che uno dice: ma perché prendi questi tipi di lavoratori? Perché nel luogo non c'era un'offerta di questo tipo di lavoratori. Bisogna tenerlo molto presente, che poi non è una caratteristica che è stata solo nel sistema dell'edilizia, ma è esplosa anche nell'agricoltura, per esempio, ma ancora di più tutti i servizi terziari alla popolazione. Dentro sono nati molte imprese che in qualche modo offrivano questo tipo eppure il settore è riuscito a incorporare queste risorse, a farli insomma, a introitare dentro l'azienda, a rendersi utile. Sembra che questi inserimenti siano facile da fare. Sto pensando al tipo da prodotto, quello di evitare infortuni, tanti possibili rischi che ci sono, eppure anche questa sfida è stata portata avanti. Un'altra sfida che io richiamo è la capacità di innovazione, quello di produrre dei pezzi che poi sono diventati pezzi che servivano e venivano prodotti, e questo pensiamo solo a quelli che vengono montati sull'autostrada, ma ormai è diventato pezzi per pali, per pezzi per l'ingegneria in edilizia, che poi ha creato poi delle imprese un po' all'esterno da fornitura, che è stato importante anche per abbattere la produzione di queste parti, insomma. E quindi tutti elementi che hanno in qualche modo, che per il settore è stata una sfida, ma anche un'opportunità che col tempo ha reso, da questo punto di vista, insomma, il settore, insomma, è diventato sempre più flessibile, si sono moltiplicati enormemente i cantieri, perché il cantiere diventava più facile da realizzare se c'erano dei semilavorati che arrivavano immediatamente, non bisognava più costruirlo all'interno del... Insomma, nel testo trovate delle piccole con dati che sono immediatamente, se chi vuole approfondire, sono facili. Io passo nel secondo pezzettino che mi viene chiesto da approfondire, che è quello di un confronto molto velocemente sul problema di due crisi. Tra
il successo realizzato, diciamo così, nel fronteggiamento della crisi degli anni '80, no? È quello ancora che in qualche modo non è che l'abbiamo già ribaltata questa attuale. Se uno dice, vabbè, ma se guardiamo le due crisi, ci sono, che ne so, se uno l'impatto sull'occupazione, l'impatto temporale, i motivi della crisi e così via. In certi casi sono anche diverse. Ma qual è la cosa che manca in questa fase rispetto a quella là? Io, avendo guardato insomma tutte e due le crisi, dico che manca la concertazione, quella che sta definita come concertazione. Che cos'era la concertazione? È stata chiamata così la gestione fatta dalle parti sociali negli anni '80, no? E uno dice, ma che cosa concretamente, come funzionava questa concertazione? Dopo dirò anche del perché. Sostanzialmente le parti sociali prima per ogni settore scrivevano le modalità in cui uscire dalla crisi, e questo valeva sia dal punto di vista degli imprenditori e sia dai parti dei lavoratori. Questi due attori si mettevano poi insieme e sottoscrivano un accordo per dire, per uscire da questa crisi dobbiamo fare noi tutti insieme queste azioni. Se io vi devo dare subito una sorta di cosa è uscito fuori, giusto per darvi sono usciti due filoni per uscire dalla crisi degli anni '80. Uno era gli investimenti, nel senso che ci doveva essere sostanzialmente una partita di investimenti molto elevati, siccome c'erano i costi dell'energia, e quindi serviva proprio delle macchine che avevano un assorbimento, un costo bolletta molto più lievito del l'altro era attraverso il decentramento sostanzialmente all'esterno e esternalizzare a livello una serie di lavori che invece erano realizzati all'interno. L'elenco per forza, pensiamo alla mensa, ai trasporti, i trasporti sia all'interno sia all'esterno, e anche queste strategie qui furono scritte sostanzialmente quasi in tutti gli accordi settoriali che furono sottoscritti. Io concludo tra pochissimo, pochi minuti. Allora, questo protocollo scritto dalle due parti veniva poi in una terza, con d'accordo con la giunta regista, si faceva un confronto con l'assessore competenze di quella, e con l'assessore le due parti sociali si ripeteva sostanzialmente e si sottoscriva un accordo finale che individuava quanti soldi ci metteranno i privati, quando ci può mettere, se mettere attraverso gli strumenti che all'epoca, stiamo parlando di una molto, aveva la disponibilità. Devo aggiungere che sostanzialmente tutto questo rifinanziamento all'epoca fu tutta aggiunta, praticamente trasferita tutta sulla legge regionale di rifinanziamento della ricostruzione, perché molte di queste attività, almeno per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia e in particolare del Friuli, veniva
etichettata all'ente, veniva etichettata come un elemento sostanzialmente di far ripartire l'economia che era stata colpita direttamente anche sì. Bene, ringrazio Domenico Tranquilli. Bene, allora arriviamo alla seconda parte dell'incontro di oggi, che ricordo è la presentazione più che del libro, delle idee, del lavoro fatto dall'officina coordinata dal professor Fabbro, Rigenerare il capitale territoriale, le idee che sono raccolte con questo titolo significativo, Una grande spinta. Saluto il governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, lo ringrazio. Saluto anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Zanin e ringrazio già da subito gli altri protagonisti della tavola rotonda, Pietro Fontanini, sindaco di Udine, Giovanni D'Apozzo, presidente della Camera di Commercio, e Andrea Garlatti, direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Mi corre l'obbligo, non l'ho fatto in apertura, approfitto adesso, di portare anche il saluto del neorettore, il professor Roberto Pinton. Oggi era una giornata in cui volevamo fortemente la sua presenza, assegnare questo momento di Cantiere Friuli, questo momento di dibattito, ma il professor Pinton è già impegnato nelle attività della CRUI. Oggi c'era un primo incontro della conferenza dei rettori e mi ha incaricato veramente di portare il suo più caloroso saluto e il suo ringraziamento e l'augurio per l'efficacia di questa tavola rotonda. A presiedere e coordinare la tavola rotonda, e quindi a cui lascerò immediatamente la parola, è l'onorevole Giorgio Santuz. E qui in che veste? Allora, innanzitutto è qui per due fondamentali motivi. Il primo motivo perché è stato mio professore di inglese al ginnasio e quindi quando era anche, seguiva la Snaidero, avevamo lezioni il lunedì mattina e di solito arrivava sempre molto stanco, per cui le prime ore le passavamo molto più piacevolmente. Il secondo motivo perché ho avuto il piacere di essere relatore della tesi di sua figlia, ma il vero motivo perché lo consideriamo il decano un po' della politica regionale, decano in senso sia militanza politica ma anche un po' anche di età, anche se giovanissimo, e quindi lascio a lui la parola e lo ringrazio per coordinare questa importantissima tavola rotonda. Grazie ancora. Grazie professor Pascolini. Beh, insomma, è molto bravo come professore, quindi si vede che ha avuto degli insegnanti efficienti. Era Cividale, ma poi l'ho ritrovato quando mi sono fatto per qualche anno, Luci, il tuo predecessore all'Ente Friuli del Mondo, come consulente, e ha scritto un bellissimo documento che vorrei fosse pubblicizzato, una lettera ai nostri emigranti nel mondo, bellissima, una lettera molto bella, ve la farò vedere perché vale la pena. Detto questo, io sono qui come decano, quindi dovrei stare in pensione a casa e lo farei volentieri, però Fabbro mi convoca, mi telefona e io vengo, poi dice che c'è Fedriga, non potevo mancare. Perché voglio ti faccio gli auguri. Ti faccio gli auguri. Beh, tutti gli altri sono vecchi amici che ho qua, no? In che veste? Noi siamo un gruppo di persone, diciamo così, di buona volontà, che gratuitamente si riuniscono per cominciare ad affrontare due tipi di problemi. Naturalmente Sandro Fabbro è l'anima di questa nostra iniziativa. Una, di esprimere dei pareri sulla ristrutturazione territoriale
della nostra regione, visto che lutti stanno sparendo, le province non ci sono, quindi quale dovrebbe essere l'ente intermedio che supplirà a queste istituzioni territoriali. L'altro che mi appassiona è quello dell'università, cioè un rassettamento dell'università. Ma io sarò brevissimo e voglio solo dire questo. L'Università di Udine è frutto di un sistema legislativo generale, anche se fatto con più leggi, che sono le leggi della ricostruzione. Cioè, la ricostruzione ha avuto una legge principale e poi una serie di leggi di rifinanziamento in cui si finanziava l'autostrada, si è costituita l'università, a Trieste si dava soldi per il sistema scientifico che non sapevano molto bene come usarlo, e quindi c'è tutto questo sistema di norme che secondo me dovrebbero essere rilette, aggiornate, attualizzate, lasciare quello che è considerato errore, che abbiamo fatto anche degli errori, e prendere per buono quello che abbiamo fatto noi. Per esempio un sistema infrastrutturale che ci sta collegando anche con tutti i paesi vicini, abbiamo una ferrovia che appena l'Austria avrà fatto i suoi tunnel sotto le montagne del Semmering e del Coralpe, diventerà alta velocità, loro raddoppieranno, e da Udine a Tarvisio mezz'ora, poco più. E l'Università di Udine assieme, e questo lo voglio dire, a quella di Trieste, quindi si potenziava Trieste e si faceva Udine, quindi riconoscendo automaticamente che questa regione poteva avere due università non concorrenziali tra loro, ognuna svolgeva il suo compito, e noi pensiamo che l'università, e lo diciamo anche in fondo a ragionamenti che ha fatto Fabbro, si faccia carico di questi problemi che sono stati enunciati nel libro. In particolare cosa fare nelle zone, nei territori che sono chiaramente in difficoltà, non solo della montagna, ma anche della pianura. Sono paesi vuoti, case vuote, non c'è più niente, non c'è nessuno. E in più, io dico un'altra cosa, vorrei che l'università si facesse anche carico di creare una nuova classe dirigente all'altezza degli anni che stiamo vivendo, dello sviluppo 4.0, e che una volta che qui si sono preparati non se ne vadano all'estero, perché trovano migliori condizioni di lavoro abbandonando qui il nostro territorio regionale. E ultimo ragionamento che faccio, che l'università continui ad essere il luogo di formazione della cultura di questa regione, di questo Friuli, che non può scomparire perché scompaiono gli abitanti. No, leggete il giornale e vedete che nelle scuole elementari di Udine gli italiani non ci sono, insomma, no? Ora bisogna anche pensare a come integrare queste realtà, cosa fare, cosa succede, no? Di rimanere noi, di conservare la nostra cultura, le nostre tradizioni, il nostro modo di lavorare, la nostra gente che pensa, che sa pensare a una società friulana, come l'abbiamo sempre avuta, regionale, come l'abbiamo sempre avuta, di fronte al fatto che Trieste avrà il suo sviluppo naturale attorno al suo porto e non solo, e noi abbiamo tutto questo territorio da rilanciare e da potenziare. Ecco, questo è il ragionamento che abbiamo fatto noi e che continuiamo a svolgerlo. Su questo ho finito la mia introduzione e do subito la parola, non so in che ordine, qui c'è il professor Garlatti, c'è il presidente della Camera di Commercio da Pozzo, c'è il presidente Fedriga, e dopo c'è il sindaco di Udine, ragazzi, che è il CERN, che è al centro del Friuli, quindi stavo dimenticando lui, le chiedo scusa. Quindi cominciamo da te, da Pozzo, cominci tu. A chi do la parola? Non dovevi coordinare tu il dibattito. Da Pozzo, sei tu che devi fare, sei il primo. Vabbè, andiamo. Dopo c'è Fontanini, dopo Garlatti. Andiamo un po' così a ruota libera. Prima un giornalista mi chiedeva, ma questa è, come vedi questa provocazione di Fabbro, provocazione in senso positivo? Io dico, tutte le provocazioni che vanno a cercare di smuovere un qualcosa che è fermo,
benvengano, ma la Camera di Commercio ancora dal 2013 con Friuli Future Forum per ben 5 anni qui ho portato, poi te li lascio così, ha cercato in 5 anni di parlare di scenari di futuro, mettendo in evidenza quello che era il problema del nostro territorio, che era un territorio che dopo lo sviluppo che ha avuto soprattutto post-terremoto, non riusciva ad individuare uno sviluppo che fosse sia coerente con i tempi che viviamo, ma sia anche integrato in un'area che è vastissima, perché andiamo da Sappada a Lignano, dal confine italiamento fino alla Slovenia, quindi sono tante economie. E io devo ringraziare soprattutto Fabbro, ma anche Pascolini, Pressacco, perché hanno sempre collaborato in questi 5 anni per portare il contributo dell'università. E quindi non è una provocazione quella del libro di Fabbro, ma è un tassello importante per fare dei ragionamenti, perché quello che manca, a mio avviso, lo dico molte volte, nel nostro Friuli, sono dei momenti in cui amministratori pubblici, università, imprenditori e quant'altro si riuniscono intorno a tavolo e fanno dei ragionamenti. Quindi questa è un'occasione importantissima. Vorrei fare 2 considerazioni che sono un po' i pilastri del libro che hai scritto. Uno sul piano straordinario investimenti anticiclici, edifici e quant'altro, e l'altro sulla riorganizzazione. Ma domani inauguriamo Casa Moderna, che è uno degli eventi più importanti della Fiera di Udine e quant'altro. Il dato che interessa il mondo, chiamiamolo dell'abitare per usare un termine così un po' déjà vu, riguarda nella nostra regione oltre 20.000 imprese, se pensiamo al mondo delle costruzioni, al mondo dell'ambiente, al mondo del commercio, che gravita intorno al mondo della rigenerazione edilizia, che poi sia pubblico o quant'altro. 20.000 imprese sono circa un quarto delle imprese della nostra regione, quindi è una platea che, se giustamente individuata in un percorso proattivo, riesce a ripartire, fa ripartire l'economia di tutta la regione. Ma il dato più interessante è che la nostra regione, poi anche quella sia una regione piccola, è sempre stata una regione di 1.200.000 abitanti. Abbiamo vicino la Slovenia, che ha poco più di 2 milioni di abitanti, è una nazione importante e quant'altro, quindi evitiamo sempre di rimarcare questo 1.250.000 eravamo, siamo e saremo. Il dato interessante è vedere cosa c'è questo 1.250.000, è che siamo la seconda regione in Italia per tasso di invecchiamento, quindi è una regione dove manca una forza energetica che possa dare un ricambio, e siamo la prima regione in Italia per giovani formati, quindi di alto livello, che vanno all'estero. Quindi il dato importante è che tutti questi percorsi di ristrutturazione scontano di 2 fatti, uno demografico e uno di mancanza di giovani ad alta formazione, che contribuiscono a questo cambiamento sul territorio. E quindi, diciamo, reinserirsi in un programma di politica economica tradizionale come settore, però innovata sotto tutti quelli che sono gli aspetti ambientali e tutto quello che sappiamo, indubbiamente è una strada molto importante. Ma quello che a mio avviso in questo momento, e lì la politica ha un ruolo importante, importantissimo, mentre sul piano degli straordinari investimenti, giustamente dicevi, un quarto può essere il supporto pubblico, ma il resto devono essere i privati a farlo, è quello della riorganizzazione istituzionale del territorio, perché in effetti oggi viviamo più una competizione più che una integrazione all'interno di territori che hanno anche delle diverse economie, hanno delle diverse realtà, hanno delle diverse impostazioni. Se noi pensiamo
vediamo la nostra regione, c'è una carta geografica per quello che riguarda le ex province attuali UTI. Abbiamo una carta geografica diversa per la sanità, abbiamo una carta geografica diversa per la giustizia, addirittura con Pordenone che va fuori dalla nostra regione con competenze sul Portuguaro. Abbiamo una carta diversa sull'economia, siamo riusciti a fare questa Camera di Commercio dopo 1000 dibattiti fra Udine e Pordenone, che voglio ricordare rappresenta l'80% delle imprese e il 92% del territorio. Poi abbiamo la Camera di Commercio della Venezia Giulia, abbiamo una carta geografica per le istituzioni statali che sono rimaste provinciali, quindi le questure, le prefetture e quant'altro, e via diverso. Se noi non troviamo un collante è difficile poi riuscire a identificare politiche specifiche che siano nell'economia, che siano nell'incentivazione e quant'altro, che vadano ad amalgamare territori che hanno caratteristiche comuni. Questo io penso che è un compito della politica che vada a ridisegnare quello che tu hai chiamato l'istituzione, la riorganizzazione istituzionale del territorio. Noi come Camera ci abbiamo provato, ci siamo riusciti alla fine nel sistema camerale, non è stato facile, ma ci siamo riusciti. Ci abbiamo provato e ci stiamo provando sui parchi tecnologici, Amaro, Udine, Pordenone, Trieste, 1000 difficoltà e non so cosa ne riusciremo a cavarne fuori per una razionalizzazione, almeno pur lasciando i presidi su una specializzazione, in modo da far sì che i parchi scientifici e tecnologici in correlata relazione con l'università siano di utilità alle imprese, non come succede ora che sono marginali. Abbiamo cercato di fare dei ragionamenti innovativi sul sistema fieristico, non li lasciamo perdere, non ne parliamo. Abbiamo cercato anche con il supporto della Regione una maggiore integrazione logistica fra quelle che sono le piattaforme logistiche, gli interporti. Scontiamo ancora un forte provincialismo. Questo è un tema che poi si riscontra anche all'interno della politica regionale, perché chiaramente poi c'è una visione che è molto focalizzata al proprio territorio e quando ci si dimentica, si dice che il territorio è piccolo, poi si ritorna nel piccolo, perché diventa un sistema autarchico, come dice io governo quest'area, in quest'area mi creo tutto un sistema che al limite anche nel piccolo funziona, ma con le grandi sfide che abbiamo davanti a noi non so quanto futuro possa avere. Quindi concludo, tu non mi hai fatto nessuna domanda, quindi io sono andato un po' per conto mio. Stai dicendo cose interessanti. Grazie. No, concludo dicendo che non è una provocazione, è un ulteriore tassello, un'ulteriore spinta. Cantiere Friuli, io la vedo anche un po' come una forma che è un po' anche scaturita da quello che è stato il percorso iniziale di Friuli Future Forum, dove la collaborazione fra enti, università, imprenditori, associazioni, Camere di Commercio e quant'altro era molto forte, ma bisogna che questo si radichi poi all'interno dei palazzi decisionali, perché altrimenti si rischia di cadere, e questo non è un problema della nostra regione, ma un problema un po' generale del nostro paese, di avere sempre una politica a corta visione, a corto respiro. La nostra è una regione che sull'economia, rispetto a quelle che sono le percentuali a livello nazionale, è generosa, nel senso che gli interventi a favore della competitività, dello sviluppo, dell'agricoltura, del turismo, rispetto a quelli che sono i dati percentuali italiani, sono decisamente molto più performanti, e quindi è consapevole dell'importanza dello sviluppo economico. Ecco, un suggerimento, ma lo do guardandomi allo specchio, che molte volte le imprese, sì, il contributo, l'intervento, il sostegno è importante,
però magari quello che in una fase come questa sarebbe ancora più importante è che quegli strumenti che sono storicizzati, che erano stati creati proprio per lo sviluppo economico, soprattutto quelli finanziari, medio credito, free, tutto quello che aveva un senso, diciamo, il post-terremoto, si adeguino a quelle che sono le esigenze, che sono ovviamente diverse di un'economia che è completamente differente. Ecco, forse un supporto del sistema delle agenzie, o chiamiamolo delle finanziarie pubbliche e quant'altro, al sistema produttivo regionale più aggiornato e più vicino alle esigenze di un mondo che è completamente cambiato, penso che potrebbe essere, non è facile, capisco, ma potrebbe essere un ulteriore tassello che nel passato ha fatto la differenza fra noi e altre regioni e lo può fare indubbiamente anche nel prossimo futuro. Grazie al Presidente D'Apozzo. Vedi, professore, che stiamo dando contributi proprio anche al tuo cantiere Friuli con questi ragionamenti. Adesso prende la parola Fontanini, sindaco di Udine. Prima che lui parli, perché abbiamo fatto una serie di riunioni, io ringrazio qui anche il Presidente Fedriga che ha partecipato a una di queste, è stato fatto un confronto sull'assetto territoriale. Stiamo discutendo anche sul fatto che non necessariamente Udine, città, deve essere il centro di una riorganizzazione territoriale. Udine è una grossa realtà, però fa parte di un sistema territoriale per cui la capitale potrebbe anche essere, come avviene negli Stati Uniti, ad Aquileia, o vedo Bannelli a Codroipo, per farti un piede. Perché no a Tolmezzo, dice D'Apozzo, perché adesso ognuno ha i richiami territoriali propri. Comunque è un tema sul quale stiamo ragionando, perché non ci sia subito qualcuno che dice beh, allora Udine è a Capus Mundi, noi non ci stiamo, eccetera. Mettiamo sul tavolo anche questo aspetto. Con questa premessa do la parola al sindaco Fontanini. Sì, ma Sant'Os non farmi fare la parte del sindaco di Udine che rinuncia alla centralità della città, perché sarebbe insomma un caracchiri da parte mia. Io devo difendere la bottega. Allora, questo libro che un attimo fa è stato presentato denuncia due cose molto importanti. Una cosa che sapevamo già, il calo demografico, che è una cosa comune in tutta la regione, perché peggio di noi stanno gli amici di Trieste, che hanno un calo demografico ancora più alto del nostro. Però è una costante generale e che purtroppo ha indici molto, molto preoccupanti, su cui bisogna intervenire. Sappiamo anche che invertire questa tendenza non è facile, perché non è come gli investimenti che si possono trovare subito e hanno subito dei risultati. La questione demografica ha tempi medio e lunghi per essere risolta, però è una grossa emergenza. Perché c'è stata una sparatoria in regione con dei morti, quindi mi dicono sull'altro setto il prefetto. E poi abbiamo scoperto un'altra questione, che questa veramente è una grande novità, Mattioni non c'è più, ma che ci ha dato dei dati incredibili, cioè l'economia in 10 anni nel Friuli è crollata di più rispetto al Mezzogiorno d'Italia. Questo penso che sia una cosa, io ho qualche dubbio, ho qualche riserva su questi dati, perché mi sembrano veramente clamorosi. Significa che in pratica il Friuli si è impoverito drasticamente, ma non penso che sia proprio così. C'è una contrazione senz'altro nell'attività, così anche la disoccupazione è molto alta, sono elementi che forse andrebbero misurati più attentamente. Ma indubbiamente, senz'altro è stata registrata la differenza rispetto a Trieste. Se Trieste cresce, noi caliamo moltissimo. Allora di fronte a questa situazione, a questo dato di fatto che dobbiamo affrontare, bisogna trovare delle soluzioni. E Fabbro, gli amici danno questa idea, riorganizzare istituzionalmente il territorio, magari secondo un principio che federi,
Quindi mettere assieme la realtà friulana, che è formata sì dalla città di Udine, ma anche da centri medio-piccoli importanti, che devono trovare assieme, con l'aspetto, secondo la logica federativa, un lavoro comune, una volontà comune per bloccare e recuperare questo terreno che è stato perso in questi anni e quindi rigenera il territorio. È stata indicata la ricetta dell'edilizia, però è una ricetta un po' vecchia, tra virgolette, perché è sempre quella, no? Dobbiamo puntare sull'edilizia perché l'edilizia è un grande volano, mette in moto tantissime attività, ma io penso che forse ce ne siano altre di questi tempi. Mi riferisco soprattutto all'ambiente. L'ambiente come tutela per quanto riguarda la preservazione, ma anche l'ambiente come investimenti perché non sia poi dannoso nei confronti sia di chi svolge attività economiche sia chi vive. Pensiamo alle alluvioni, ai terremoti, che purtroppo sono realtà cicliche di questa parte della nostra regione, su cui dovremmo veramente investire. Adesso noi stiamo vivendo qui, ad esempio, nella città di Udine, un'emergenza per quanto riguarda gli edifici scolastici, ma un'emergenza molto seria, perché purtroppo i nostri edifici scolastici, secondo le nuove normative antisismiche, non sono tanto in regola. Allora ci vorranno degli investimenti molto, molto corposi per riportare una situazione sotto controllo. Quindi il volano dell'edilizia così, tout court, io lo coniugherei con altri elementi nuovi, anche innovativi, e quindi che potrebbero rigenerare veramente il territorio friulano. Quindi siamo di fronte a una situazione emergenziale, cioè abbiamo una situazione di emergenza a cui dobbiamo chiedere aiuto. In primis alla Regione, certo, ma io non mi fermerei, chiaramente. Qui è un discorso che riguarda anche lo Stato centrale e quindi aprire con Roma un tavolo di confronto che ci permetta di avere quelle risorse finanziarie per fare questi investimenti e rigenerare un po' il tessuto economico del nostro Friuli in particolare, perché se a Trieste hanno avuto e hanno per fortuna intuito cose importanti e stanno lavorando molto bene, noi, secondo i dati che ci avete presentato, siamo fermi, siamo in una situazione, anzi stiamo calando, stiamo andando giù. Allora bisogna riprendere in mano le cose. L'istituzione prima di tutto. Purtroppo qui nel passato, ma non nel passato remoto, nel passato recente, abbiamo avuto un attacco alle istituzioni, perché con la creazione, con la morte delle province, il danno grosso è stato fatto a Udine e a Pordenone, non certo a Trieste, dove la provincia coincideva con la città, quindi non è cambiato poco e niente. E qui sono state realizzate 10 piccole provincette, no? Le 10 UTI nella ex provincia di Udine. Questo ha creato un sconquasso a livello istituzionale, delle confusioni, delle difficoltà ad organizzare la macchina amministrativa in particolare, quella pubblica, con, ripeto, dei risultati che ancora stiamo pagando e che adesso dobbiamo mettere mano per riorganizzare sul territorio un livello istituzionale che possa rappresentare effettivamente quello che è il Friuli, quello che è la componente nostra che in tanti anni ha dato ricchezza, ha dato prospettive alla popolazione che vive dalle nostre parti. Quindi io ringrazio gli autori di questo lavoro perché ci mettono di fronte a una realtà impegnativa, difficile e ci danno anche dei suggerimenti che io ritengo molto molto interessanti. Grazie Sindaco. Ecco, io faccio l'auspicio che questo interessante convegno non termini così, con una chiacchierata generale, ma si cominci poi a raccogliere delle idee e dei suggerimenti per portare avanti i discorsi, perché sennò è uno talk show così, fine a se stesso, e noi non vogliamo che sia una cosa del genere. E diamo la parola adesso al professor Garlatti, che è direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine. Grazie Presidente. Dunque ognuno coglie nei lavori gli aspetti che diciamo gli sono più affini e quindi io faccio solo due battute diciamo sulla proposta che è stata avanzata
nello spirito poi di condividere e analizzare. Allora, il tema è, dice, serve per rilanciare il territorio, far superare una crisi che, per esempio, Banca Italia parla di stagnazione secolare per vari motivi, diciamo, di carattere tecnico internazionale. Dice, per superare questa cosa variamo un piano straordinario di investimenti che faccia perno su un settore strategico per occupazione e per indotto, lo dico in maniera grezza, che grosso modo è l'edilizia. Nella postfazione del libro, che è un pezzo abbastanza interessante per capirlo anche forse meglio in chiave retrospettiva, si sottolinea che a livello regionale certamente sono risorse importanti, no? 300 milioni all'anno solo per la parte pubblica. Nel libro è scritto 350 veramente da qualche parte. Comunque sono risorse importanti, secondo me benissimo la formula del credito d'imposta, quindi non politiche di spesa ma politiche di presa, perché ogni volta che un euro deve passare attraverso un ente pubblico impiega un sacco di tempo, un sacco di controlli, un sacco di cose che non servono, quindi bene quello. Sottolineo, perché l'ho apprezzato davvero, che il livello regionale viene calato anche come cinghia di trasmissione di una programmazione comunitaria. Cioè i soldi veri per mettere a posto le aree regionali dovrebbero arrivare dalla programmazione comunitaria. E qui c'è un qualcosa che nella postfazione viene evidenziato, che consegnerei alla riflessione della Regione, e che dice qui noi ci troviamo di fronte ai soldi che arrivano su piani decisi altrove e dopo cosa fa la politica e la burocrazia? In qualche modo si usa l'espressione si nascondono. Fanno tanti bandi da 100.000 euro, 200.000 euro, queste cose qui, e quindi questi soldi non riusciamo a spenderli, almeno io ho questi ricordi, non riusciamo a spenderli così facilmente, e non riusciamo a concentrarli su quelle che sono, diciamo, le priorità, e facciamo fatica a fare massa critica benché i soldi siano anche consistenti. Ecco che qui allora c'è un intervento organizzativo vero da fare subito, se si ritiene, è quello di prendersi una responsabilità di tipo politico e dire basta tutti questi bandi, oppure riduciamo tutti questi bandi frammentari, prendiamo delle decisioni che sono A, B e C, perché la strategia non può cambiare ogni 6 mesi, deve avere un traguardo definito, un orizzonte di un certo tipo. Quindi questo è un passaggio che per me è stato apprezzabile. Non sono convinto al 100% che l'edilizia tout court sia l'unico settore, per 2 motivi. Primo, perché se anche noi diamo forse incentivi pubblici e comunque puntiamo sull'investimento privato, altrimenti la cosa è semplicemente irrealistica, l'investimento è sempre fatto però in un traguardo di un mercato. Un mercato non è un demone, ma è un luogo dove si incontrano i bisogni delle persone con la capacità di offrirli. Da questo punto di vista sicuramente l'ambiente è uno di queste, sicuramente si sta affacciando, e consegneremo a Regione presto, entro dicembre, un lavoro su quelli che sono i settori cosiddetti trainanti della silver economy. La silver economy è di quelli che i capelli come i miei, silver. E noi siamo abbastanza silver in questa regione qui. Ci sono dei bellissimi documenti dell'Unione Europea che fanno vedere come questi settori attualmente stanno crescendo in tutta Europa del 7, 8, 10% all'anno. Noi dovremmo cercare di intercettare questa visione, che io ritengo positiva perché è pluriennale, perché è orientata al conto capitale e perché agisce sul credito d'imposta e non sulla spesa. Dovremmo cercare di farla intercettare con questi nuovi settori. E il problema è che questa regione è particolarmente silver. Ricca. Ma quello che sta venendo fuori da questa ricerca, che ripeto finiremo per dicembre, è che sostanzialmente l'impatto potenziale di vedere il cambiamento demografico non come un problema solo di spesa pubblica, ma come un problema di qualità di cambiamento economico è paragonabile a una piccola rivoluzione industriale. Tutte le volte che c'è un bisogno esiste una domanda che può rivolgersi a quel bisogno e quindi creare ricchezza. Quindi io invito veramente faremo, se crederete, un momento di incontro su questi settori della silver economy che intercettano il sociale, intercettano il welfare. C'è gente che cresce a 2 cifre e noi qua cosa facciamo? E ci sono posti veri e c'è tutto un discorso, no? Forse anche banale, però insomma io non trascurerei questa cosa qua. C'è questo sogno, questa visione che viene definita, e di che ho letto il libro io, Fabro,
Hortus, Portus e For, no? Che è anche poetica, anche mi piace, no? Dove tu rilanci quest'idea, il Friuli fatto di piccole realtà, dove c'è Udine, ma c'è anche Codroipo, c'è anche Pasian di Prato, c'è tutta una serie di altre realtà, questa visione della regione città policentrica. E lì però è un po' la quadratura di un cerchio, nel senso che si dice, per fare queste cose qui, ma diceva anche tranquilli prima, o bisogna avere una buona concertazione, bisogna sedersi lì e decidere, però poi a un certo punto. Ecco, io lì vedo un punto culturalmente difficile, storicamente. Noi siamo quelli che quando andiamo ai convegni diciamo che vogliamo essere compatti e superare la frammentazione, però dopo, usciti dalla porta, è tutto come prima. Questo lo vedo veramente difficile e continuo a insistere, ma da tanto tempo, che noi quando parliamo di riorganizzazione del territorio dobbiamo fare un passo avanti e fare il passaggio da continuare a parlare di contenitori e parlare un po' più di contenuti. Che cosa deve contenere questa realtà istituzionale? Certamente non la duplicazione di N anagrafe, di N stati civili, di N uffici tecnici, deve contenere qualcosa così. Esiste anche una pubblica amministrazione 2.0 che reclama una sua esistenza. Quindi su questo io vedo che ci sia una partita particolarmente interessante. Per cui in sostanza bene l'investimento, una proposta secondo me fattibile, gli importi possono anche essere di questa entità purché intercettino i nuovi settori e aggancino le imprese, perché se no gli investimenti non li fa nessuno e sul tavolo istituzionale bisogna prendere una decisione però irreversibile e una volta per tutte, perché le due cose non riescono a stare assieme, la frammentazione amministrativa e la visione di sistema, soprattutto che comunque siamo un nucleo di popolazione che ha il diritto dovere di sentirsi unitaria. Quindi da questo punto di vista io credo che sia anche fattibile, ce la possiamo fare. Grazie professore. Io prima di dare la parola al governatore, che ringrazio veramente per la sua presenza attenta, preannuncio, e adesso avvertiamo anche Pascolini, che faremo una presentazione ufficiale dei nostri documenti che abbiamo elaborato sia per quanto riguarda l'aspetto territoriale sia per quanto riguarda la funzione dell'università per i prossimi anni. Quindi assieme a te faremo una presentazione ufficiale con un documento su cui impegneremo anche le varie autorità politiche ed amministrative affinché non siano questi discorsi, parole al vento, ma abbiano un loro reale sbocco. Grazie ancora Presidente Fedriga e le do subito la parola. Grazie. Allora, per quanto riguarda io sono molto convinto della necessità di portare, e condivido anche la tesi del libro, che il pubblico deve prendersi la responsabilità di portare avanti politiche anticicliche. Penso che sia stata a livello europeo il problema di affrontare la crisi del 2008, penso sia stata la prima crisi della storia mondiale affrontata con misure che andavano a aggravare la crisi, non a mitigare la crisi rispetto all'economia reale. E questo ha portato un aggravarsi della situazione per imprese e cittadini che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora. Infatti è stata una crisi estremamente lunga, perché gli enti pubblici in generale, senza in questo momento voler entrare nel merito di chi è o non è la colpa, ma hanno affrontato questa emergenza prima finanziaria, poi dell'economia reale, con politiche che non sono andate a mitigare. Normalmente le crisi economiche venivano affrontate con immissione di liquidità sul mercato da parte del pubblico per compensare la crisi invece di tutto quel mondo privato che in quel momento vive difficoltà di carattere di liquidità, di investimenti, di richieste di fornitura e quindi di produzione. Noi in questo primo anno, così cerco di entrare nel merito della questione, abbiamo cercato di attivare delle misure che potessero andare da una parte a rilanciare gli investimenti. Voi pensate che in quest'anno abbiamo aperto 319 milioni di euro di mutuo, di nuovo mutuo per investimento, e oltretutto con
le difficoltà legate al maltempo, che fortunatamente non sono diventati drammi e quindi non hanno colpito persone, legate però al maltempo che ha colpito il Friuli nell'ottobre dello scorso anno, sono stati stanziati tra Regione e Governo più di 400 milioni di euro, con una spesa quest'anno che era fissata per il primo anno di 160 milioni, obiettivo al 30 settembre, di questo non è merito mio, ringrazio però veramente tutte le strutture regionali, dei comuni, del consorzi di bonifica, tutti quelli che hanno partecipato, siamo riusciti ad ottenere una spesa, doveva essere minima l'impegno del 70% della spesa. Noi come Friuli Giulia penso siamo la prima regione in Italia perché abbiamo raggiunto il 98% di impegno in 6 mesi. L'abbiamo chiamato col vicepresidente Riccardi il modello Zamberletti 4.0 perché come è stato? Abbiamo utilizzato il suo sistema, cioè coinvolgere le autonomie locali, coinvolgere tutti gli enti che potessero, penso anche gli enti anche regionali, penso FVG Strade, per cercare di portare avanti la spesa e renderla reale e quindi travisarla veramente nel mondo reale. Io sto vedendo da presidente di regione che noi non abbiamo soltanto un problema di risorse, abbiamo un problema di utilizzo delle risorse, principalmente per quanto riguarda gli investimenti pubblici. È un processo che non si risolve in un mese, come capirete, però abbiamo un serio problema di soldi stanziati, non spesi. Noi abbiamo delle risorse, quindi l'impegno magari politico di reperire le risorse, di trovare le risorse, di stanziarle per quella finalità. Dopo abbiamo un rallentamento molto importante, con un sovrapporsi burocratico enorme, che ci permette poi di essere rapidi nel poter immettere questa spesa nell'economia reale, anche quella che riguarda ovviamente gli investimenti. E questo è uno dei problemi. Noi abbiamo appunto fatto con la protezione civile, coordinata la protezione civile, l'utilizzo di tutti i sistemi che abbiamo. Il prossimo anno sarà ancora più difficile perché mentre abbiamo i cantieri dobbiamo impegnare altra spesa, che si somma, che sono altri più di 100 milioni anche il prossimo anno, però penso che quest'anno sono state fatte una fortissima immissione di liquidità sul mercato. Cosa dobbiamo fare? Adesso abbiamo fatto un forte protagonismo del pubblico. Noi adesso dobbiamo coinvolgere il privato. Uno, per quei carichi burocratici a cui il pubblico deve adempiere che il privato invece è più veloce da utilizzare. Secondo, perché ovviamente, giustamente come viene ricordato nel libro, utilizzare il privato vuol dire aumentare la leva dell'investimento. Noi oggi abbiamo lanciato, anzi partirà credo fra 2 settimane, quindi sperimentalmente perché per pochissimi mesi, però abbiamo provato a lanciare un segnale, pochissime risorse, però per segnale 6 milioni di euro per il cosiddetto bonus bellezza. Cosa facciamo? Cerchiamo di intanto renderlo molto sburocratizzato perché ci saranno commissioni che valutano l'impatto, ma stiamo cercando di dare contributi a iniziative di carattere privato che non riguardino solamente, è presente nel regolamento ovviamente dei bonus specifici, ma le norme antisismiche, il risparmio energetico, ma anche la valorizzazione architettonica del territorio. Questo perché? Perché riteniamo che possiamo utilizzare risorse pubbliche per mettere sicuramente in sicurezza gli edifici, per risparmiare energia e quindi diminuire le emissioni di inquinanti nell'atmosfera, ma dall'altro lato pensiamo che anche la valenza architettonica di un edificio sia non soltanto il bene della proprietà, ma un bene comune del territorio che vi vive. Noi dobbiamo pensare, e sapete, guarda, a me come mi è venuto in mente, pensando alla nostra montagna. Io ero alla Maiga del Montasio, posto spettacolare, salendo vedi però un'architettura che oggettivamente non attrae turismo. È un'architettura anni 70-80, terribile, bisogna essere sinceri, no? Bisogna dei punti di forza e debolezza e capire quindi dove andare ad investire. E quindi è un investimento, secondo me, in questo caso, che non è mirato semplicemente a guardare, bene, metto economia sul mercato, costruisco e ci sarà qualche impresa che lavora, ma anche un investimento mirato a creare un'economia, in questo caso quella legata al turismo, che possa valorizzarmi un territorio. Infatti io vorrei studiare delle misure specifiche proprio per l'architettura di montagna, che in questi anni anche abbiamo dei dati confortanti da Promoturismo sulla frequentazione della montagna anche in Friuli Venezia Giulia, anche nei paesi, nei mesi estivi per esempio abbiamo un forte aumento ovviamente in proporzioni
che non sono paragonabili al turismo estivo, perché le nostre località balneari c'è un abisso enorme tra le località di montagna e balneare, però è tutto un momento di sviluppo che quindi possiamo collegare non soltanto all'economia edilizia, per capirci, e tutto quello che ci gira intorno, ma anche un'economia di prospettiva che possa appunto includere la parte turistica. Poi non c'è dubbio però che noi non possiamo fermarci come enti pubblici, noi dobbiamo anche pensare bene. E questo, scusate, faccio questa parentesi, questo perché è importante? Perché sono convinto che l'immissione di risorse sul territorio in questo settore sono quelle che portano l'effetto più immediato in una risposta economica positiva. Dopo però noi abbiamo il secondo filone, che è quello di dire benissimo, dobbiamo però pensare anche risposte a medio e lungo termine da poter dare a chi vuole investire nel nostro territorio e quindi una prospettiva che possa guardare anche con un certo margine di distanza. E su questo bisogna mettere in campo, uno, è banale dirlo, e non abbiamo tutti gli strumenti per farlo come regione, perché abbiamo ovviamente capacità di intervento limitato, però noi viviamo in un territorio che confina con stati che hanno, la Slovenia, una total tax rate che è la metà di quella italiana, e l'Austria che ha 15 punti in meno. Noi non possiamo pensare, noi sicuramente dobbiamo pensare sulla qualità, sul valore aggiunto. Ero proprio oggi in un'azienda del Pordenonese, dice noi possiamo puntare soltanto ovviamente sulla merce, e sono convinto che è il futuro non del Friuli Venezia Giulia, nemmeno solo dell'Italia ma dell'Europa, cioè su prodotti che hanno un alto valore aggiunto, perché se dobbiamo puntare sull'abbassamento di prezzo siamo fuori mercato già prima di partire. Però dobbiamo metterli nelle condizioni di poterlo fare, e quindi quei contributi di cui parlava il Presidente D'Apozzo sono proprio indirizzati a poter permettere alle imprese di svilupparsi in questo settore. Noi abbiamo già riformato, Presidente Friulia, per esempio, tutte le linee di finanziamento di Friulia, cercando di andare ad avere un occhio di riguardo anche sulla piccola e media impresa, cioè facendo dei finanziamenti ad hoc e delle partecipazioni ad hoc, perché era molto incentrato quando l'abbiamo trovata. Si ricorda, professore Fabbro, quando proprio discutavamo di questo, se era stato negli anni un passaggio di risorse verso la grande impresa rispetto alla piccola, noi quello che abbiamo chiesto anche la nuova governance di Friulia, di andare a guardare anche la piccola e media impresa, che è il tessuto produttivo nostro, che non vuol dire che non debba fare sistema, perché è fondamentale soprattutto nelle competizioni che abbiamo a livello internazionale, però non può essere proprio abbandonata quando ha bisogno del sostegno. Questa azienda, Friuli, è stata protagonista, non faccio il nome ovviamente per non voler pubblicizzare, anche se non sono beni di consumo di massa. Cosa ha fatto? È riuscita a innovarsi tecnologicamente ed essere per esempio fornitrice di multinazionali che hanno deciso di fornirsi in Friuli Venezia Giulia. Un'altra riflessione che faccio, mi scuso, non voglio dilungarmi troppo, però dobbiamo essere anche molto realisti in quello che ci troviamo ad affrontare in questo momento. Noi abbiamo un mondo produttivo del Friuli Venezia Giulia molto dipendente, perché noi siamo una realtà di forte esportazione, da realtà economiche di altri paesi a noi indipendenti. Esempio fra tutti la Germania. Noi siamo le nostre aziende abbiamo aziende che vivono di forniture al mercato tedesco e che quindi l'economia del mercato tedesco a noi indipendente, ma la subiamo direttamente. E lo stiamo vedendo oggi. Certo, se poi vanno in crisi loro. Andiamo in crisi noi. Quindi siccome cosa dobbiamo fare? È chiaro che sono lavori che non si, glielo dico da Presidente che è stato eletto da un anno, ma che non si risolvono in una legislatura, però io penso che sia doveroso avere lungimiranza di prospettiva e spero anche continuità di azione di intervento indipendentemente dal colore politico del Presidente pro tempore. Noi dobbiamo riuscire ad accompagnare le imprese, ed è questo che stiamo facendo anche con Finest, che ho chiesto di fare questo, Finest non può diventare semplicemente materia, diciamo, di internazionalizzazione aprendo siti industriali di matrice friulana in altri paesi. Deve essere anche accompagnatore di export in nuovi mercati, perché noi dobbiamo differenziare i mercati cui forniamo, perché un'azienda sana che ha un unico cliente, anche se ricca, è un'azienda debole, perché quando il cliente va in crisi, di conseguenza va in crisi anche l'azienda. Quindi noi più riusciamo a differenziare le nostre aziende nei mercati, io penso principalmente del centro ed est Europa, dopodiché possiamo, figuriamoci, con tutto il mondo, però abbiamo un mercato di riferimento, è fondamentale. Su questo però cosa c'è? Abbiamo detto la questione tasse, la questione investimenti, c'è un altro fattore, perché tutti questi, ad esempio, è la parte logistica, che reputo fondamentale, perché questo vuol dire costi e vuol dire attrarre investimenti.
E per questo, quanto raccontava prima il Presidente Apozzo, che stiamo facendo con gli interporti, lo ritengo molto importante. Noi dobbiamo, a me piacerebbe che il Friuli Venezia Giulia in prospettiva potesse diventare, scusate ovviamente la metafora, ma una piattaforma logistica del centro ed est Europa. E tutta la regione deve essere protagonista, perché guardate, il porto di Trieste, si è parlato appunto di Trieste, non è un fine, è un mezzo. Il fine non è il porto di Trieste, il fine è portare industrializzazione positiva, sostenibile, tutto quello che volete in Friuli Venezia Giulia. E questo vuol dire che, per esempio, uno snodo fondamentale è l'interporto di Cervignano. E lo dico che è fondamentale non perché sto parlando da Udine, ma perché l'interporto di Cervignano può essere punto di collegamento sulla parte marittima con merce che parte dal porto di Trieste, sulla parte aerea. Perché noi abbiamo un aeroporto che non può limitarsi ad essere semplicemente un traffico passeggeri, ma deve diventare anche un traffico merci. E guardate, lo dico non perché mi sono svegliato la notte, ho pensato quanto è bello che è un aereo che parte dall'aeroporto, ma l'ho detto con chiarezza, con attori del settore molto importanti che credono e vogliono investire. Nell'interporto di Cervignano e nell'aeroporto noi abbiamo tutto il trasporto via ferro. E anche questo non lo dico a caso, non è possibile che Regione Friuli Venezia Giulia sia esclusa dall'alta velocità, perché se Lombardia, Piemonte, Veneto fanno parte di quella tratta, io penso che un ragionamento sia fondamentale farlo anche per il Friuli Venezia Giulia. Dopodiché decidiamo il tracciato e decidiamo come va, ma non possiamo pensare di essere esclusa da uno dei principali assi europei e internazionali. Essere esclusi, ovviamente, avere un deficit, essere esclusi non è perché proprio adesso c'è la velocizzazione della tratta che penso però in prospettiva non possa essere sufficienti o conosco la sua carriera e quindi penso che su questo dobbiamo ragionarci. Infine, adesso noi stiamo oltretutto a breve, abbiamo già iniziato però insomma a breve, a discutere sulla questione nuova legge di bilancio. Questi però penso che saranno gli asset fondamentali nella quale cercheremo di muoverci. Quindi un maggior coinvolgimento del privato negli investimenti, sicuramente il potenziamento e crederci nella questione logistica, mi auguro anche di poter proseguire perché mi piacerebbe guardare anni in più anche sulla diminuzione della pressione fiscale per quanto riguarda le competenze del Friuli Venezia Giulia. Oggi siamo riusciti a mettere in piedi, che ribadisco sono limitate rispetto alla tassazione nazionale, ma ad esempio l'IRAP zero in montagna, anche se non ha il mezzo perché non era aree coinvolte, no però ce ne sono, però tutta l'area industriale che ha IRAP zero per sempre, penso che sia un segnale importante che possiamo dare a quel territorio. Oppure i nuovi investimenti in Friuli Venezia Giulia, Nuovi Capannoni, ad oggi hanno 3 anni di esenzione totale IRAP e 2 anni di sconto IRAP. Dobbiamo lavorare in modo pluridirezionale per riuscire a raggiungere l'obiettivo, con la consapevolezza, e chiudo veramente, che condivido l'analisi che noi dobbiamo pensare a quello che verrà dopodomani, ma anche quello che arriva domani. E l'effetto immediato lo si ha con investimenti di questo tipo, e su questo penso che sia un fatto riconosciuto da ogni processo economico a livello internazionale. Grazie mille. Credo, professor Pascolini e professor Fabbro, che la nostra scommessa successiva non sia quella di chiudere qua quello che si è detto e dimenticato appena fuori, ma al prossimo incontro che organizzeremo impegnarci a portare il più numeroso pubblico giovanile, perché vedo che qui mancano i giovani. Ci siamo detti tantissime cose interessanti, storiche e di prospettiva, però rimane fra di noi che siamo un po' tutti siamo un po' tutti del mestiere, insomma. Come? Esatto, siamo silver, ci ha detto che abbiamo una grossa prospettiva, ma insomma vediamo di portare anche chi non è silver e questo deve essere un impegno grosso. Desidero ringraziare voi che ci avete ascoltato fino adesso, ma penso che no, se qualcuno vuole intervenire, intendiamoci, qua c'è la possibilità, se c'è domande da fare, non c'è il governatore, però ci sono altri relatori importanti, noi siamo ben felici. Vedo qui ex parlamentari in sala, no? Ex senatori in sala, se qualcuno vuole intervenire, il Presidente dell'Ente del Mondo, Lucci. Buonasera a tutti, sicuramente un pomeriggio interessante. Volevo riprendere un po'
i temi che ha toccato il Presidente Della Pozzo, che condivido, soprattutto quando parla, che ero a definirla, di dire che siamo una piccola regione con poca popolazione. Questo è vero da un lato, ma proprio per questo credo che noi dobbiamo creare le condizioni affinché ci sia una forte spinta verso l'innovazione, ci sia una forte spinta verso la qualità, ci sia una forte spinta verso la bellezza, perché è così che riusciamo a rendere attrattivo il nostro territorio, è così che noi riusciamo a far sì che le nostre imprese, come diceva il Presidente Federica, possano esportare prodotti con dei valori, perché noi non possiamo competere sulla manodopera, non possiamo competere sulla tassazione, e allora abbiamo grandi difficoltà. Possiamo competere solo sull'inventiva, sulle idee, sulla qualità e sulla tecnologia e sull'innovazione. E credo che su questo argomento bisogna lavorare, impregnando un po' tutti i ragionamenti che avete fatto e anche che emergono dall'analisi di qualità. Evidentemente i dati esposti sono anche un po' datati, nel mentre il mondo si è rigirato 4 volte. Quindi sono cambiati i consumi, il modo di consumare, è cambiato il modo di relazionarsi, è cambiato tutto anche nel mondo della logistica. Ad esempio oggi passavo in via Cividale, mi sono accorto che c'è un deposito, appena deve essere nuovo, di Amazon per il deposito dei beni che in qualche modo, questo probabilmente è legato alla Cavarderani, no? Cioè, però c'è un deposito dove uno va lì col codice e si ritira le sue cose. Quindi il mondo sta cambiando in questo senso e noi dobbiamo avere la grande capacità di interpretare questi bisogni. E come giustamente dicevi, Giorgio, il fatto che non ci siano tanti giovani, questo è un fatto che ci deve preoccupare. Dobbiamo capire che cosa fare affinché ci sia un interesse, che ci sia un'attenzione per cercare di attrarli sui nostri ragionamenti, perché è vero che i cervelli se ne vanno, ma non se ne vanno mica solo perché non ci sono le imprese ci sono, guardate che abbiamo difficoltà alle volte a reperire professionalità adeguate. Inseriamo giovani che sono maturi dopo 2 o 3 anni, quindi anche all'interno dell'università bisogna cercare di capire effettivamente che cosa serve al mondo delle imprese, perché se non c'è una giusta correlazione impresa-università esce, diciamo, una produzione di disoccupati, perché se poi non servono alle nostre imprese tanto vale parlare. Quindi la velocità che c'è all'interno delle imprese non c'è nelle istituzioni e di conseguenza non riusciamo a dare le giuste risposte che creano le condizioni per portare a casa il lavoro, perché poi la verità è fare, lavorare, cercare di creare le condizioni perché sì, mettiamo a posto il territorio, va bene, è fondamentale, però poi bisogna che ci sia tutto un contesto che vada a vivere il territorio, quindi a creare le condizioni perché si animi il territorio. Grazie. Grazie a te di queste considerazioni. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Una cosa importante che è poi riferita anche al mio mestiere. Si parla da 20 anni, credo, di green economy, ma sappiamo di cosa stiamo parlando. Cioè, oggi per presentare un progetto anche innovativo sul mondo dell'ambiente ce ne passano 5, 6, 7, 8 anni, mentre i nostri concorrenti l'hanno già realizzato e noi restiamo sempre con un passo indietro. Se vogliamo veramente parlare di green economy, dobbiamo creare le condizioni anche di tipo burocratico che consentano di capire quale deve essere la visione. Noi dobbiamo avere una visione, dobbiamo dire dove vogliamo portare questo territorio nei prossimi 5, 10, 15 anni, dove vogliamo portare questa regione. Sulla base di questo bisogna creare le condizioni anche amministrative di supporto alle imprese per far sì che i progetti possano essere, prima di tutto, valutati da chi è capace di valutarli. E seconda cosa, burocraticamente possano essere portati avanti nei giusti tempi. Oggi, se tu uccidi una persona sulla strada, una settimana dopo sei fuori. Se tu fai un reato ambientale, a prescindere dal danno che arrechi, ti fai qualche anno di galera. No, questo non c'è, vuol dire c'è qualcosa che non va. Sì, parliamo di green economy, poi spunto una lancia a favore del sindaco per fare una raccolta differenziata, spinta. Abbiamo la cittadinanza che insomma è un processo internazionale, sono processi talvolta difficili da... No, io volevo dire che ha detto una cosa giusta prima il Presidente D'Apozzo, che per anni lui ha lavorato con queste iniziative importantissime che vorrei
vorrei a un certo punto utilizzarle in qualche modo. Bene, questo lo prendo. Poi volevo chiedere se la senatrice ha niente da dire, perché poi quando io ero presidente di Friuli Venezia Giulia mi ha tormentato per mesi, va bene, sulla staticità del ponte di Dignano. Dico, ho capito, quindi ringrazio, mi hai tanto rotto l'anima, ma insomma era giusto. Dovevo intervenire? Intervengo come prima firmataria della legge sugli ecoreati, che giustamente, Adriano, tu dici è una legge che ti manda in galera. Finora pochissimi sono andati comunque e sappiamo bene che scrivere una legge, qualcuno ha detto no, che le istituzioni sono molto più lente dell'impresa, verissimo, poi tra l'altro io vengo dal lavoro, dall'edilizia, so cosa vuol dire progettare, so cosa vuol dire far cantiere e so cosa vuol dire far fine cantiere. E per farsi approvare invece una legge, anzi farsi approvare una buona legge, è una impresa sostanzialmente impossibile. Difficilissimo. Perché? Perché come diceva prima bene il professore Tranquilli, era molto tranquillo, dov'è il professore? Non c'è più. La concertazione, no? Manca il dialogo tra gli stakeholders. Quanti bellissimi convegni abbiamo fatto e poi ognuno di noi, lo dice bene Andrea, poi dopo andiamocene a casa ognuno con la propria fettina che conosce e non si fa avanti un pezzetto. Ma perché? Perché gli stakeholders, adesso lo dico forse in modo anche un po' provocatorio, ognuno cerca di tirare la coperta dalla parte sua. Invece bisognerebbe pensare che quella coperta non è soltanto che copre te e poi alla fine va a scoprire quell'altro, perché se scopre quell'altro non ti dà alcun giovamento a te. Faccio un esempio banale. Confindustria è stata una dei miei peggiori nemici nell'approvazione degli ecoreati. Invece doveva essere la mia migliore alleata e doveva dirmi guarda che io ho tutte le imprese che non inquinano, sono tutte perfette. E voglio andare nella direzione della green economy. Non è stato così. Squinzi, pace all'anima sua, non ha fatto questo. Mi è stato il mio grande oppositore. Perché? Perché altrimenti evidentemente non poteva continuare a fare profitti, e dico io approfitti, sulla pelle della madre terra, sulla pelle degli abitanti della terra. Questo è stato. E allora, questo lo dico semplicemente con una piccola esperienza personale, che sono stati 5 anni come vicepresidente della Commissione Ambiente e Lavori Pubblici. Sì, certo, mi ha dato fastidio l'idea di dover fare una variante, tra l'altro all'interno di un'area golenale, con un ponte ai 100 anni che ha i vetrini rotti. Questi sono gli errori clamorosi dell'amministrazione. Perché? Perché c'ha 20 milioni di euro da spendere. C'era la soluzione che bisognava fare perché lì c'è il tunnel, il buco di Dignano, quando bastava semplicemente dire ai camionisti io ti faccio il pedaggio ridotto tra Gemona e Portogruaro e tu non mi vai a invadere le piccole cittadine. Bastava così. Stessa cosa Vittorio Veneto, uguale, non è soltanto Dignano. Tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud bastava rendere il pedaggio gratis, chi entra a Vittorio Veneto Nord non paga perché se esce a Vittorio Veneto Sud ha bypassato il paesello, no, si è fatto un buco nella montagna da 69 milioni di euro. Ma questi soldi potevano essere spesi bene nella green economy, magari quelle piccole imprese, piccole aziende che vogliono andare in quella direzione. Ecco, questi secondo me sono i gravissimi errori che si sono commessi negli ultimi anni. La distribuzione della spesa pubblica. Ultima cosa che dico è relativa al patto di stabilità. Il grosso del denaro che dovrebbe essere speso per poter distribuire e far rivivere tutte le nostre piccole imprese, la parola bellezza, no? l'ha citata Massimiliano, ha fatto il bonus bellezza, no? Benissimo, l'avevamo proposto. Cosa mi era stato detto quando avevo fatto l'emendamento bellezza sulle facciate dei centri storici? No, è impossibile. Perché il patto di stabilità, la Ragioneria di Stato mi dice che quei soldi non possono essere spesi in quella direzione. Ma questa è spesa o investimento in un paese che vorrebbe crescere in quella direzione? Il bonus, quello relativo all'ecobonus, quando dico facciamo 6% in più per tutta la filiera green, si dice no, non è possibile, non ci sono soldi.
Poi si passa dal 55%, come era precedentemente, al 65% per tutti, anche la filiera Brown. Ma allora non ci siamo. Queste sono le cose importanti che gli stakeholders devono sapere e che devono fare insieme al legislatore zoccolo duro. Giustamente dice Giovanni, l'ha detto bene, noi dobbiamo lavorare tutti assieme, la concorrenza in parte ci ha distrutto, creiamo cooperazione. Ringrazio. Queste argomentazioni su Dignano me le sono sentite per mesi, però io sono convinto che sia bello quello che abbiamo fatto. Mi dispiace per te, va bene, ma io ero presidente della società che ha progettato la cosa ed ero quotidianamente tempestato dalla mia amica senatrice che mi contestava. Comunque l'ho sentita ancora oggi con piacere, però l'opera è finita, adesso i camion passano fuori Dignano, insomma in futuro vedremo come vanno le cose. Io penso di aver fatto il meglio per quanto riguardava la mia responsabilità in quel momento. Se c'è ancora qualcun altro da intervenire, se no chiudiamo qua con un impegno però, che noi raccoglieremo ancora i risultati di questo convegno, li mettiamo nel documento che stiamo preparando, Pascolini sarà dei nostri, e lo presenteremo pubblicizzandolo al massimo come un frutto di questo lavoro, collegati al cantiere Friuli con l'intenzione di andare avanti. Ringrazio il Presidente da Pozzo, va bene, per il contributo che mi ha dato, penso di contare ancora su di te per il lavoro successivo. Dobbiamo sviluppare la Silver Economy, sono contento per la Hai capito? Ecco, quindi eccolo chi? No, nel senso che abbiamo con interesse ascoltato la pubblicazione, il contenuto che io non ho ancora letto, poi arrivo, ma volevo prima. E tra stakeholders si è parlato di, noi abbiamo un parlare molto più, così si capisce, le parti sociali. Tranquilli prima diceva la concertazione, io recupero quella parte lì, sindacato, CGL, Cisle Will, insomma non è che adesso io sono segretario della CGL di Udine, ma dentro questo, scusatemi la banalità, questo ambaradan, che però è molto importante, di cui si vedono apparire costantemente, quotidianamente quasi, sulla stampa fotografie delle situazioni. A me pare che quello che è emerso oggi è quello che io leggerò con molta attenzione, perché mi pare essere, come dire, un fotogramma molto più nitido e molto più chiaro dell'interpretazione che si possono dare sui dati, perché i dati poi si possono, quando parliamo di occupazione, quando parliamo di non occupabilità, si possono, scusatemi se un unico dato, c'è stato un momento in cui si dice siamo arrivati al livello occupazionale della pre-crisi, mi ricordo da 513.000 occupati, 1.000 in Friuli. Quante sono le ore che esprimevano quelli e quante sono le ore che esprimono questi che non sono 513.000? Perché c'è anche una qualità del lavoro. Se parliamo di economia reale, se parliamo di ripartenza. Quindi ho fatto solo questo banale esempio per dire, noi siamo interessati, vorremmo non partecipare perché di fronte a docenti, a quelli che hanno redatto il libro, ai professori, no, però partecipare in termini più attivi qui, ma chiediamo anche che si possano attivare, questo sì, perché vedete, le parole non sono... No. Quando parliamo di concertazione, parliamo di una cosa che non esiste più, che non è, mi dispiace che il Presidente Federico, di solito non si parla, i confronti che oggi si attivano, non è concertazione, e ci troviamo per dircele un po', ma non c'è il seguito. Io quando concerto posso avere 7 aspettative, ma su una la condivido e la concerto, e quindi gli attori, le parti sociali la portano avanti. Sulle cose che ha detto ci sarebbero, ma adesso non voglio entrare nel merito. Quello che però ritengo di sottolineare è che se quella è la fotografia che viene fatta su Udine, sul Friuli,
C'è bisogno veramente, non è corretto dirlo, una scossa, no? Di quelle forti per poter rilanciare. Allora quando noi diciamo che l'edilizia può essere quel, non è ma può essere quel moltiplicatore, allora sentirmi dire che le scuole di Udine hanno un problema, come dire, di staticità, quando i sindacati, io ho fatto un'esperienza anche nella scuola, su dati certificati dalla regione, da una task force ministeriale, l'82% delle scuole del Friuli Venezia Giulia non hanno certificato statico. Quindi non si dice facciamo un qualcosa di bello per poter riattivare, facciamo qualcosa di indispensabile per poterlo. Da questo si potrebbero declinare ovviamente tanti esempi che sono stati fatti dal professore o dal libro. Quindi su questo veramente dovevamo partire ieri o ieri l'altro. Perché vedete, le nostre imprese, quindi non parlo di lavoratori, ma le imprese, gli imprenditori, aspettano che ci sia questa immissione di denaro importante perché si possa riattivare l'economia. Perché solo dopodiché si dettano le condizioni, dopodiché si concerta e si obbligano le parti tutte ad partire o ad interpretare quel tipo di percorso. Quindi, quello che insomma in termini sintetici volevo dire, noi ci siamo, l'importante è che veniamo coinvolti, perché qualcosina rappresentiamo, qualcosina dal punto di vista sociale. E a proposito di sociale, certo che sì, in una regione che ha un tasso di invecchiamento come questo non si può fare economia? Non si può? Assolutamente sì. Beh, vorrei poterne discutere con la regione, perché l'invecchiamento può essere di un tipo, può essere di un altro tipo, qualitativo, si può vivacchiare o si può morire bene o morire male. Ecco, da questo punto di vista, sulla questione dell'invecchiamento, ci sarebbero tante cose sul welfare da poter incrementare dal punto di vista pubblico e anche dal punto di vista privato. Capisco di aver fatto solo però su questo noi ci siamo e vorremmo poter allargare, noi siamo a disposizione. Qui noi chiederemo, onorevole Santuz, al rettore CGIL e CISL un incontro, perché l'Università di Udine, sempre in un sistema, deve poter curvare un po' di più su quelle che sono le necessità e l'Università di Udine può dare delle risposte importanti. Assolutamente. Quindi noi chiederemo che si possa interpretare, seppur nel livello internazionale dell'università, si possa interpretare anche le questioni territoriali, perché condividiamo, quindi assolutamente sì, siamo a disposizione, quindi chiamateci. Dopodiché, su alcuni aspetti, su altri, se non verremo chiamati, come sempre saremmo in grado di reagire. Grazie. Proprio 2 minuti, perché Natalino Giacomini, il segretario CGIL, mi ha come dire, motivato a intervenire, in particolare sulla concertazione. No, io sono un pensionato felice, collaboro nel gruppo che prima descriveva Giorgio Santuz, ma sono un pensionato felice. 2 ringraziamenti veloci prima di andare al tema. È vero, la Camera di Commercio in questa provincia, io direi in questa regione, era l'unico momento che io abbia conosciuto nel quale si parlava di futuro e si facevano dei ragionamenti che uscivano dalla veloce contingenza. È vera sta roba. È vero anche che fortunatamente l'università ha pensato Cantiere Friuli, che ha questo scopo di prefigurare in qualche modo un futuro, di offrire scenari e decisori politici, economici e anche sindacali. Spero proprio che si strutturi, perché secondo me è stata una bella esperienza quella coordinata da Pascolini. Prima c'era solo volontariato di docenti universitari che volontariamente e gratuitamente aiutavano la CISL oppure Friuli Europa. Concertazione. Allora, è vero quanto affermato da Natalino, io non lo ripeto perché lo condivido, aggiungo solo 2 elementi. Il primo, c'è una crisi generale di tutte le rappresentanze, non soltanto della politica, per cui credo che concertare
se non è soltanto un sorreggersi tra deboli, tra politica che è debole, sindacato che non gode di ottima salute e anche le rappresentanze economiche che non sono proprio al massimo livello di rappresentanza, ecco, se è soltanto un sorreggersi tra associazioni di difficoltà non va bene, ma se nel concertare ci si rafforza reciprocamente perché ci si compromette, nel senso buono, si promette insieme di fare qualcosa, io credo che sia una buona cosa, anche perché il portato che il sindacato ha è un portato concreto, rappresenta lavoratori e pensionati, non rappresenta il mondo delle nuvole, così anche industriali, eccetera, eccetera, eccetera. Magari aiuteremmo la politica a scendere dal pero e a venire nella realtà. Ma c'è un di più per noi, in questa regione, nel nostro Friuli. Se è vero, ed è vero che la situazione è questa, è una situazione di declino, cosa che il sindacato friulano sta dicendo da tanti anni, chi più chi meno, ma lo diciamo, vero Giacomini? Allora è proprio vero che la concertazione ha di avere le caratteristiche ricordate, ma deve avere un di più, deve essere una concertazione per il Friuli, la questione in un ambito regionale unico, una regione unitaria, ci mancherebbe altro, ma è il Friuli il problema. Il Friuli da modello è diventato problema. Questi dati lo dicono benissimo. Allora ci vuole un momento sovraistituzionale, interistituzionale, che in qualche modo metta insieme gli industriali, le camere di commercio, è stato faticoso, vero? Il sindacato, la politica, le istituzioni di questo Friuli per pensare il da farsi, per rigenerare appunto il Friuli. Ma perché a partire dall'edilizia? Perché ha due caratteristiche positive questa proposta. La prima, che per appunto un big push, se questa è la situazione, non basta un'aspirina, ci vuole una grande spinta, no? Per uscire da questa malattia. Primo. Secondo, l'edilizia, come ha spiegato benissimo più volte Tranquilli, non si ferma nel perimetro del cantiere, ma movimenta tutta un'economia, un indotto incredibile, anche produzione di qualità, professionalità di qualità prima e dopo il cantiere. E terzo motivo, questa proposta è ambientalista. Io credo poco che il corridoio 5 possa servire tanto a questa regione, come è stato pensato. Credo anche che l'elettrodotto poteva farsi interrato, ho una mia sensibilità ambientale, per Dio, ma non sono anti-industriali, ho difeso l'industria tutta la vita, non sono industrialista, che è un'altra cosa. Io credo proprio che questa proposta che parla di risparmio energetico, che è la più grande fonte di approvvigionamento, se risparmio energia è importantissimo, parla di sicurezza edilizia, sia più che mai una proposta compatibile, ambientale, ecosostenibile, anzi aiuta la qualità per l'appunto della nostra comunità, del nostro territorio. Per cui bella proposta, sono contento che il lavoro fatto sia diventato un libro che io ho già avuto e che leggerò, non ho ancora letto. Bene, grazie. Bene, io vorrei chiudere nel ringraziare il coordinatore che è stato splendido, i due relatori che sono ancora qui, ringraziando moltissimo sia Giovanni D'Apozzo per le cose importanti che ha detto, ma anche Andrea Garlatti, che vorrei recuperare all'interno di Cantiere Friuli, naturalmente il sindaco, e Massimiliano Fedriga. Grazie ancora.